Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano. Allora Fioi, siamo su FIFA. Ho potenziato un po' il personaggio come avete detto. Sono andato sullo store, ho comprato tutto quello che potevo comprare. Siamo 68-65, dai. Adesso vediamo se posso cambiare i scarpini, perché ne ho comprati un paio, però non so se te li sblocca. Ragazzi, mi sono fatto altro perché mi sono fatto come sono realmente, nel senso a me piace fare le cose reali. Vediamo, queste come... che fighe, queste sono fighe, aspetta. Queste anche, bisogna stare bene con, perché bisogna essere un po' vanitosi anche. Queste però non mi esaltano tanto, no. Vediamo un attimo. No, mi piacciono tanto quelle pazze bianche. Le crazy bianche mi piacciono, le godo. Queste non sono mai, però sono troppo semplici. Queste sono fighe, cazzo. Dopo sono quelle belle, sono ancora da sbloccare, purtroppo. Dai, andiamo di queste. Maglia dentro. Basta, non posso cambiare più un cazzo. Ok, ragazzi. No, aspetta. Oh. Perfetto. Andiamo, chiaramente a livello campione. Un attimo, 5 minuti, visto che ne giochiamo solo una per il momento di partita, perché qua non ci fanno giocare. Simula partita. Preferisco adesso, vediamo se andare in prestito, ragazzi. Però voglio fare un po' come la realtà. Per i primi anni è dura. È dura e bisogna... dobbiamo fare il culo, ragazzi. Grande vittoria con la Sampdoria. Dai, ragazzi, che stiamo giocando bene. Dai che i punticini arrivano. Dai che se la squadra gira. Fammi giocare con una squadra di merda. Gioca partita vero, una Cagliari, ragazzi. E questa deve essere la grande occasione per il Comendone. Eccolo qua, la bestia, fiori. Guardate, mi sono fatto come la realtà. Cioè, bello alto e comunque gioco di... Io gioco tanto di testa, gioco tanto di sfondo, sono un giocatore così nella realtà, quindi devo farmi, cioè, come sono, perché se non riesco a giocare, non riesco a medesimarmi nella stagione. Ho messo 5 minuti, quindi abbiamo un po' più tempo, e vediamo di giocare. Giochiamo bene perché abbiamo bisogno di voti alti. Calcio d'inizio, primo tempo. Vai, ragazzi. Siamo di nuovo qui, pronti a raccontarvi la partita di oggi valida per la Serie A. Io sono Fabio Caressa, eccomi, c'è Beppe Bergomi. In campo oggi si affrontano Hellas Verona e Cagliari. Beppe, che ne pensi? Dai, in casa bisogna vincere, Fioi. Un campionato di centro classifica non sarà il massimo, ma è pur sempre meglio che dover lottare per non retrocedere. Questa squadra sta disputando una stagione in linea con le attese e mira a una salvezza tranquilla. Vai, Kume. Si porta in avanti. Kume ha provato un tiro un po' così. La palla viene deviata e termina fuori. Dai, calcio d'angolo. Dai, di testa, che è il mio pane la testa. No, Veneziano, gol! È il primo gol! Verona 1, Cagliari 0, Veneziano! Veneziano la mette! Veneziano la mette! Veneziano la mette! Eccolo qua! Eccolo qua! Svetta il Veneziano, il suo pane, ragazzi! In realtà sono appena tornato a casa, ragazzi, ho giocato con la mia squadra, con i Mori di Venezia, purtroppo abbiamo perso, ma ha fatto 3 gol con 2 di testa, quindi è la giornata dei gol di testa. Oggi quanto gol? Oh, primo gol, primo gol, primo gol! Ecco, calma adesso però. Sì, però perché 6,3? Cazzo, ho segnato 6,3, cagarsi. Grande gol, Veneziano si sblocca, la terza partita, e gol, oia. Presa sicura del portiere. Grandissimo gol, grandissimo gol. Che giocatore straordinario. Agostini. Purtroppo il mio problema è che non ho il controllo di palla, sono ancora una pippa su quello. Danilo Avelar. Danilo Avelar. Conti. Bravissimo, dai che il Verona mi sta gasando. Dai che l'Hellas mi gasa, vai Hellas, vai. Hellas, vai. Bravissimi. Vai, un bel lancio, fuori purtroppo, peccatus. Peccatus, ma ci siamo. Bravissimi ancora, bravissimi. Buono. Questo Verona c'è oggi, questo Verona c'è. Massimo Donati.
È riuscito a interrompere la trama avversaria con un facile intervento. Porca puttana, portierone, 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 portierone. Il portierone non esce. Ma comunque riusciamo a prenderla, buono, buono, buono. Nel 7,1 stiamo salendo adesso, bene. Romulu. Agostini. Rafael Martini. Bravo. E Veneziano la dà benissimo. E il Cume la dà bene. Attenzione, cross in aria. Traversone. Bravo. No. Ha fatto il passaggio, è andata male. Bravissimo. Madonna ragazzi, oggi è un Verona spettacolare. Oggi mi gasa il Verona. Marchigno. Qua brutto errore. Ma che gol, poderoso gol di testa. Solito Cume, ragazzi. Bravissimo, Veneziano. Veneziano la recupera molto bene. Ma non passarmela subito, cazzo. Ah, poteva essere una bella occasione, peccato. Veneziano, bellissimo, ma non arriva di poco. Però sto Cume c'è, il Cume mi gasa, il Cume mi gasa. Nenè. Ora può passarla. Molto bene, molto bene, molto bene. Sala. Oh, bellissima. Dai di fisico, dai di fisico. Mamma mia, per poco, ma ci siamo. Stiamo giocando, ragazzi, stiamo giocando. Qua brutto errore veneziano, purtroppo. Dai, pressiamo, stiamo giocando molto molto bene. Danilo Avelar. Si spinge in avanti. Vicino. Chi sia sto qua non mi ricordo. Conti. No. Ekdal gol. Incredibile. Il primo tiro Ekdal punisce. Ekdal punisce. Vai. Marchigno. Sala. Peccato. È stato bravo a intercettare. Ekdal ha trovato il pareggio, maledetto. L'arbitro non si Ma dai, ma non è mai fallo, ma vergognati. Nenè. Bravi, lo stop, Marchetto, è la base del calcio. E ormai in zona d'attacco. Nenè. Oh, c'ho Nenè, bellissimo per i Barboni. Il portiere non esce, meno male che fuori gioco. Gli piace inserirsi alle spalle dei difensori, ma stavolta è scattato troppo in anticipo. Bella spondona, bravissimo, bella spondona, ma non ci arriva. Il nostro giocatore non ce l'ha fatta a prenderla. Ekdal. Adesso devo prendere un gol al primo tiro, maledetto Ekdal. Attenzione, Ekdal scatenato. Ha crossato. Cross, ma c'è il portiere. L'arbitro dice che può bastare. Finisce il primo tempo. 5 minuti di gioco, si chiudono sull'1-1. Seconda frazione, ragazzi. Intanto il primo gol è arrivato, io godo. Si comincia dunque il secondo tempo. Bravo Cume, molto bene. Rafael Martini. Bravissimi. Però purtroppo non ci arriva la nostra ala sinistra. Dai vecchio, su. Bravo. Rafael Martini. Massimo Donati. Dai, un bel crossito di testa, il Cumendone può fare l'impresa. Romulu. Grande opportunità. Vai Veneziano! Tiro respinto. Vai Veneziano, bravissimo! Veneziano fuori, mamma mia, di rapina, stava mettendo... No. Peccato, 7-5 per sto errore, che palle, però ma che cazzo di roba è? Mamma di rapina, mamma di rapina. Marchigno. I padroni di casa si preparano al campo. Bravissimo Cume. Sala.
E il come si invola, dopo la perde. Devo mirare tecnicamente, Fio, tecnicamente sono ancora una pippa. No, fuori gioco, no, fuori gioco, no, fuori gioco. Agostini. Bellissima, bellissima. Non ci come cazzo ha fatto a prendere. Ma ci siamo. Cominciano a funzionare gli schemi. Il numero 9 del Verona, ragazzi. Hanno interrotto la trama avversaria e recuperato palla a centrocampo. Danilo Aveva. 7,1, porca trota. Per l'arbitro non si trattava di un fallo da sanzionare. Prendiamola, prendiamola. Anche un pareggio può andare. L'importante è non perderla. Ekdal. Pisano. 6,8. Arrivano i rinforzi sulla sinistra. Porca puttana, porca trota. Oh, che c'abbiamo sta baffi, oi? Sai chi sono? Pisano. Oh, sveglia! Il Barcellona, il Cagliari del Barcellona ufficiale. Occhio! No, gol, gol. Incredibile. Incredibile. Incredibile, incredibile. Rimonta del Cagliari vergognosa. Gli ospiti sono pronti a effettuare un cambio alla prossima interruzione. Pisano. Conti. Pisano. Ma per poco la prendevo, non ci credo. Pisano. Dai comendone, dai comendone. Conti. Niente da fare, niente da fare. Guarda, il Cagliari il secondo tempo mi sta... Torellando. Cazzo, eravamo in vantaggio. Porca, che brutta sconfitta questa. In casa pesantissima col Cagliari. Tira e molla per il possesso palla. Niente da fare. Pisano. Alleluia, alleluia, alleluia. Dai, andiamo su. Gonzales. Ehi ragazzi, devo segnare, sveglia. Massimo Donati. Bravo, come. Si avvicina all'area. No, passamela bene. Tacco. Cacciatore. Va rimongui, va rimongui. Marchigno. Portano palla alla ricerca di spazi. No, così. Ha conquistato palla con un Bravo, intervento Cube. prodigioso. Respinge un tiro indirizzato in porta. Passaggio a buon fine. Vai Cube, prova il tiro. Madonna, era bello. Era bello, me l'ha murato quel porco. Manca ormai pochissimo. Dai l'assedio finale. Non è ancora chiusa. Vediamo se i minuti finali ci riservano qualche sorpresa. Marchigno. Tira, tira. Scaturire una palla gol. Fuori gioco. Ma porca di quella porca. La vittoria è sempre più vicina, non bisogna però demordere. Ecco perché 5 minuti ragazzi, stiamo dando una sconfitta pesante. Immeritata a mio parere. Dai, pressiamoli, bravissimi, dai. Appoggio di prima. Niente da fare, 2-3 minuti. Grande precisione nei passaggi, non ne sbagliano uno. Agostini. Buttiamola su, Fioi. Romulu. Ma buttiamola su! Che sboccio! Gonzales. Rafael Martini. Conquistano palla a centrocampo. Bravo, come la recupera dopo non ce la fa. Guarda che sconfitta di merda. Vabbè ragazzi, è stata la sconfitta, un 2-1 cioè, immeritato, ma la nota positiva è il primo gol di Veneziano nella massima serie. Un'incorata di testa paurosa. Eccolo qua. Tac! 6,6, dai. Ha avuto anche in altre 2 occasioni, ma purtroppo mi hanno sempre fermato all'ultimo. Per il momento teniamo una partita a video, perché tanto non ne facciamo tante. E niente raga, un saluto da Kumendon Veneziano. Ciao! Kumenda veneziano, Kumenda
Commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.